partita con la conferenza stampa di presentazione da Rota Greca la 14ª edizione del Festival delle Migrazioni, promosso dall'Associazione Don Vincenzo Matrangolo ETS e dedicato al dialogo interculturale e alla valorizzazione delle esperienze di accoglienza. Il filo conduttore del festival sarà il tema della resistenza, declinato attraverso l'esperienza dell'accoglienza come modello di crescita reciproca, dialogo e riconoscimento tra migranti e comunità ospitanti. Ad aprire l'incontro è stato il presidente dell'associazione Giovanni Manoccio, che ha illustrato il ricco e articolato programma del festival che coinvolgerà 7 comuni, per lo più di etnia Arbëresh, della provincia di Cosenza. Sono 14 anni di storie, di emozioni, 14 anni di contaminazione, di battaglia, di lotta, di resistenza per l'appunto. 14 anni rappresentano tante persone che sono venute da noi, tanti racconti, tante tragedie, tante vulnerabilità, tante persone a cui abbiamo dato una speranza, perché questo è il nostro compito. Il nostro compito è di prendere persone che cercano la libertà attraverso il viaggio, a volte tragico, che è quella dei trafficanti del Mediterraneo, delle rotte balcaniche, e venire nei nostri progetti per riappropriarsi della possibilità di una vita migliore attraverso i documenti, che è il fatto più importante, il riconoscimento dello status di rifugiato. E noi facciamo tutto questo percorso e poi nel festival raccontiamo quello che è il nostro lavoro per un anno, ma apriamo anche uno sguardo su quelle che sono le politiche migratorie a livello nazionale e a livello internazionale. Tra le novità di questa edizione, il podcast Dalla mia voce, realizzato da Lidia Vicchio e Daniela De Marco, pensato per dar voce agli ospiti dei progetti di accoglienza, offrendo loro uno spazio sicuro per raccontare esperienze di vita e speranza. L'idea è nata perché volevamo sentir loro che parlavano di loro stessi e non noi che raccontiamo le loro vite, perché alla fine spesso succede questo, non abbiamo la loro voce, non abbiamo direttamente la loro esperienza e che cosa significa anche per esempio il momento dell'arrivo in Italia, che è uno degli argomenti che verranno appunto trattati, sui quali li abbiamo intervistati. Tutta la questione delle migrazioni, alla fine parliamo di persone e quindi volevamo sentir parlare le persone in questo podcast. Ciao, sono Ameni, sono della Tunisia, sono arrivata in Italia quasi 4 anni. A San Basile, sede della prima tappa, un dibattito molto partecipato ha affrontato uno dei temi più caldi e attuali: soccorsi in mare dalla parte delle ONG. L'associazione Matrangolo dà speranza perché mette insieme un pensiero forte, l'idea cioè che la tutela dei diritti possa risvegliare le coscienze, le identità. E questo percorso che fa l'associazione attraverso posti così belli della Calabria è una promessa. Penso che intorno a questa ostinazione dell'associazione possa raccogliersi sempre nuova energia e nuova volontà di capire e di intervenire. Al termine è stato sottoscritto un protocollo tra l'Associazione Don Vincenzo Matrangolo e il RESC per la nascita di un equipaggio di terra che sarà presente nei paesi Arbëresh. Il protocollo indica una volontà di collaborazione, di entrare da parte dell'Associazione Matrangolo nella rete degli equipaggi di terra di Rescue. Che sono 26, questo è il 26esimo, presto arriveremo praticamente a 30 e quindi l'associazione diventa anche una delle realtà attraverso le quali sensibilizzare e sostenere l'attività di soccorso in mare, l'attività di assistenza alle persone che facciamo a Trieste e presto anche presso altre frontiere. La prima serata si è conclusa con la cena sociale e il concerto del gruppo ligure Pasticcio Meticcio, che ha portato in piazza le sonorità levantine e dell'Europa dell'Est, oltre a sperimentazioni musicali con la musica albanese e Arbëresh.
Una tappa speciale del Festival delle Migrazioni 2025 è stata la seconda, che ha scelto Acqua Formosa, luogo simbolo dove tutto è iniziato, per festeggiare i primi 15 anni di impegno sociale dell'associazione Don Vincenzo Matrangolo. Credo che nel registro del terzo settore sia una delle associazioni con più storia, anche con più bilancio, perché nel corso degli anni, avendo gestito 7-8 progetti, noi siamo passati da 5 dipendenti a 120 dipendenti. Ad Acqua Formosa lavorano 30-35, a Cezetto 30 persone, negli altri comuni 10-15 e queste persone sono rimaste nei nostri paesi perché c'è stato questo fenomeno dell'immigrazione e questa bella accoglienza che abbiamo fatto. Quindi noi abbiamo anche ricevuto da loro, abbiamo ricevuto la possibilità di far stare nei nostri paesi gente che ha studiato, assistenti sociali, psicologi, educatori, rendicontatori e anche gente comune, operatori sociali comuni. Acqua Formosa sarebbe una cosa diversa se non ci fosse stata l'accoglienza, sarebbe un paese più triste, con meno persone, con meno possibilità, con meno convegni, con meno attenzione da parte della stampa. Un compleanno importante, iniziato con la presentazione del libro Il naufragio di Cutro, 94 migranti morti, di Rosa Maria Aquino, giornalista di Report, arricchita dagli interventi del giornalista Rai Roberto Fittipaldi e di Manuelita Scigliano di Rete 26 Febbraio. Questo libro è un tentativo di ricostruire a livello giudiziario quello che è successo, ma anche di ricostruire a livello umano e di rete. Quindi associazioni come questa che ci ospitano sono state fondamentali per restituire un po' di umanità ad una tragedia che è stata veramente la fine dell'umanità. Quindi è un libro a metà strada tra una ricostruzione giornalistica e anche la voce alle persone che sono stati veramente indefessi nel occuparsi di queste persone che sono arrivate qui per assistere i superstiti, ma anche per cercare purtroppo i propri cari che non c'erano più. Ad arricchire la serata una coloratissima sfilata di abiti tradizionali provenienti da tutto il mondo ha celebrato il valore dell'accoglienza e dell'incontro tra culture. Il convegno 15 anni di passione, con la partecipazione dei sindaci dei comuni coinvolti nei progetti, è stato dedicato all'attività svolta dall'associazione nel corso degli anni. 15 anni di impegno sociale, partiti da un piccolo paesino, abbiamo dato un esempio all'intera nazione, che si può, nella civiltà, nel fatto di riconoscere agli altri che devono avere le stesse valenze, le stesse possibilità che abbiamo noi. Questo è il messaggio di Acqua Formosa, di una buona pratica che è nata qua, ma poi si è diffusa in tutto il territorio. Se tanti sindaci hanno abbracciato quello che è successo ad Acqua Formosa, hanno capito il valore di ciò che si stava facendo, ciò che stava accadendo in questa nostra comunità e sono nate tante altre belle realtà. Soprattutto realtà Arbrecht, perché gli Arbrecht sono venuti qua 500 anni fa, sono stati accolti e nel loro DNA hanno questa cosa dell'accoglienza, quindi quello che ci è stato dato noi lo stiamo ridando a persone sfortunate che attraversano in quelle condizioni rischiando la vita. La cena sociale in piazza con il taglio della torta e il concerto di Eman hanno concluso una giornata ricca di emozioni. La terza tappa del festival è stata ospitata da Vaccarizzo Albanese. I lavori sono stati aperti con il convegno Il caso Al-Masri, le scomparse in Marocco. Il caso Al-Masri è il caso di un militare libico che era stato arrestato in Italia su mandato della Corte Penale Internazionale e che è stato rilasciato e rimandato in Libia con un aereo di Stato. È importantissimo che
si contrapponga a questa narrazione di soggetti che non scappano da guerre, che in realtà vengono solo per cercare soldi facili in Italia, con la realtà dei fatti, che sono persone che fuggono da paesi in guerra e che nei paesi di transito come la Libia subiscono torture di una gravità assoluta. Ecco, se l'opinione pubblica finalmente si rende conto di chi sono queste persone, forse si può iniziare anche un cambio di prospettive e di approccio al tema della migrazione. Il secondo forum è stato dedicato a un focus sulla situazione dei campi profughi, con un'intervista a più voci a Christine Nina Niyonsabi, ex ambasciatrice del Burundi. C'est une situation catastrophique parce que d'abord il y en a de plus en plus. La situazione è sempre più catastrofica perché i campi sono sempre più popolati, con numeri sempre più alti e sono soprattutto nei paesi più poveri. Le persone vivono sotto delle tende fornite dall'UNHCR o da associazioni di rifugiati, oppure si costruiscono degli alloggi con dei bastoni, della legna o delle palme di banane. Sono luoghi dove manca l'acqua potabile, dove mancano delle toilette, dei bagni e si diffondono malattie perché la gente è costretta a vivere in maniera molto promiscua. I bambini spesso sono malnutriti o non nutriti correttamente e anche le scuole, la sanità, esiste una parvenza ma non sono delle vere scuole o dei veri ospedali dove si possono curare o educare le persone. Sono luoghi in cui non sono rispettati i diritti umani ma si vive al di sotto della soglia di povertà, ecco, della decenza della vita. On espère toujours que la situation devienne normale, que les personnes puissent retourner chez eux. Io spero che le persone possano rientrare nei loro paesi, nelle loro città. Le regioni per cui fuggono sono delle guerre tra etnie, ma anche il cambiamento climatico. Oggi sono soprattutto i conflitti politici il problema, altrimenti le persone potrebbero tornare nei loro villaggi a ricostituire situazioni di vita vivibile e quindi è necessario affrontare positivamente questi conflitti politici. La serata si è conclusa con la cena sociale e il concerto di Ilenia Cuzzolino e Tarantanova. A Bisignano, quarta tappa del Festival delle Migrazioni 2025, la location prescelta è stato il caffè letterario della Biblioteca Comunale. L'argomento trattato, nel corso di un incontro molto partecipato, è stato il patto sulla migrazione e l'asilo, il sistema comune dell'Unione Europea. L'argomento di scottante attualità è stato analizzato nel dettaglio dai relatori che ne hanno evidenziato vantaggi e criticità. Questa sera ci siamo raccontati delle fatiche, ma anche degli spazi di operatività che anche nel vostro territorio, qui io arrivo dal Veneto, ma conosco bene la vostra esperienza, tengono assolutamente viva la prospettiva di costruire delle politiche, non soltanto delle operatività. In questo senso credo che vada individuata la capacità di connettere questi fili invisibili di esperienze locali, storie che vanno narrate e che però si devono tradurre in politiche vere e proprie. In questo senso credo che i territori come il vostro qui devono alzare la voce e poter portare a livello anche nazionale una prospettiva che viene praticata e che risulta oltretutto assolutamente indispensabile proprio in territori che altrimenti rischiano una fortissima accelerazione di spopolamento e di impoverimento ulteriore. Dall'incontro sono scaturiti numerosi spunti di riflessione e suggerimenti utili a migliorare il piano prima della sua applicazione definitiva prevista per giugno 2026. L'Unione Europea è destinata, insieme al Giappone, ma alcune nazioni, soprattutto come la Germania, ma anche la stessa Francia e l'Italia, a un declino demografico, e il declino demografico impone anche un declino economico e sociale, per cui già non prendere atto di un fatto strutturale che ti apre anche su una funzione utilitaristica di riconoscere che la presenza di queste persone, che sicuramente deve essere anche regolata e normata, non lasciata, come dire, a una libera interpretazione, può restituire a questi territori, alla nostra nazione, anche un ridimensionamento e un riposizionamento da un punto di vista strategico e geopolitico.
Come di consueto, la quarta tappa del Festival delle Migrazioni 2025 si è conclusa con la cena sociale e il concerto del gruppo Il Parto delle Nuvole Pesanti. A San Benedetto Ullano, la quinta tappa della 14ª edizione del Festival delle Migrazioni ha preso il via dalla piazzetta Rodotà. Ad aprire il lungo pomeriggio è stato il vignettista Fabio Magnasciutti, che ha condotto il workshop artistico Disegni e di Vita, insieme a Sergio Crocco dell'associazione La Terra di Piero e Daniela De Marco. L'incontro ha offerto, attraverso immagini e parole, importanti spunti di riflessione sui temi della migrazione e della mobilità. Quello che abbiamo fatto stasera è un po' metterci in gioco, mettere in gioco le nostre esperienze rispetto al tema della migrazione e della mobilità e provare dal punto di vista artistico con questo workshop a iniziare l'argomento che poi tratteranno i nostri relatori e quindi scegliere di capire come costruire insieme, anche attraverso l'arte e la collaborazione, quelle che possono essere delle relazioni di accoglienza all'interno delle nostre comunità, affinché la migrazione riesca a ritornare ad essere una mobilità sana e quindi una comunità accogliente che continua a muoversi insieme ai migranti che accoglie. Le immagini hanno un potere evocativo e comunicativo importante, tanto quanto le parole, per cui spero che sia stato uno stimolo al pensiero riguardo ai temi che abbiamo toccato, che riguardano appunto le migrazioni e la mobilità degli esseri umani da sempre. Spero che chi ha assistito a questo dibattito porti a casa almeno un piccolo esercizio di dubbio, ecco, su alcune certezze che a volte fanno più danni della grandine. Focus centrale della serata è stato il dibattito sul tema Un cambio di paradigma, da migrazione a mobilità. Generalmente ci riferiamo ai migranti quando abbiamo in mente persone che migrano per necessità o per povertà o per il desiderio di una vita migliore, mentre invece il desiderio di una vita migliore di persone che partono da condizioni più privilegiate la chiamiamo mobilità e assume anche un significato, diciamo così, più socialmente accettato e riconosciuto, no? Si parla di dinamismo, di intelligenza e di cervelli in fuga. Un momento storico come questo, sono 57 le guerre attualmente attive e sono moltissimi territori, anche le aree rurali, in cui non è più possibile vivere per i cambiamenti climatici, e questo comporta tante persone che si trovano a non poter dare continuità a quello che sarebbe il legittimo bisogno per tutti di stare a casa propria. La cena sociale e il concerto di Santino Cardamone hanno concluso un'intensa serata di riflessione. Cerzeto è stata la sesta tappa del Festival delle Migrazioni. Ad aprire i lavori è stato un incontro sul tema La nuova direttiva sull'accoglienza, uno dei principali aspetti del patto sulla migrazione e l'asilo adottato dal Consiglio dell'Unione Europea il 14 maggio 2024. Di positivo c'è che viene ribadito il diritto fondamentale delle persone che chiedono asilo ad avere accoglienza, ad averla immediatamente e ad avere un'accoglienza che significa non soltanto assistenza materiale ma anche percorsi di inclusione sociale. L'aspetto invece più critico è dato dal fatto che la direttiva non interviene sul sistema di accoglienza e non sostiene in maniera neanche dissuade, ma non sostiene il sistema italiano dell'accoglienza diffusa, il sistema SAI soprattutto, ma lascia grande discrezionalità agli Stati nel pensare a quale modello di accoglienza e apre anche alle possibilità, diciamo, di un maggiore controllo e di maggiore limitazione della libertà di circolazione dei richiedenti asilo, e da questo punto di vista potremmo anche avere delle situazioni su cui temiamo delle compressioni dei diritti fondamentali che creeranno dei problemi, insomma. Credo che sia importante e fondamentale che sia la società civile a interessarsi, quindi noi cittadini dobbiamo pretendere, per come è nato il sistema d'asilo in Italia soprattutto, pretendere che vengano rispettati i diritti fondamentali delle persone.
La seconda parte degli incontri tematici, denominata Il divano del mondo dalla parte dei più vulnerabili, ha ospitato 2 importanti momenti. Il primo ospite è stato lo psichiatra transculturale Georges Yoram Federman, intervistato da Ibrahim Diop, presidente della Consulta Interculturale di Cosenza, e Alberto Polito, psicologo e psicoterapeuta. La chance du médecin, c'est d'avoir des patients qui lui font confiance. La fortuna del medico è di avere dei pazienti che hanno fiducia in lui e con i quali si possono vivere a certe condizioni delle storie di fratellanza e di amore nel senso più nobile del termine. Importante per me in quanto allievo è ascoltare il mio maestro e il mio maestro è il paziente che riceverò domani. Et mon maître, c'est le patient que je vais recevoir demain matin. Un momento simbolico, particolarmente sentito, è stato quello dedicato alla Global Sumud Flotilla, con i bambini di Cerzeto che hanno messo in acqua piccole barche come segno di speranza e di futuro condiviso. Simbolicamente abbiamo invitato i bambini di Cerzeto, ma anche i bambini del progetto, a sostenere la Global Sumud Flotilla. Sumud significa appunto resistenza. È una flotta di imbarcazioni composta da equipaggio che viene da 44 paesi diversi del mondo e che proverà appunto a rompere l'assedio a Gaza. Via mare, perché da qualche settimana la Global Sumud Flotilla, questo movimento che si è creato a sostegno di Gaza, ha creato anche una campagna che si chiama From Every River to Every Sea, quindi da qualsiasi fiume a qualsiasi mare. Nell'ultimo incontro della serata sono intervenuti 3 docenti giapponesi, Matsushima Takeshi, Nagasaka Itaru e Keikiro Matsumura, che hanno presentato una ricerca antropologica sulle migrazioni dal sud-est asiatico. Vogliamo cercare un territorio aperto e inclusivo e io sento di trovare questi esempi concreti nelle iniziative in Calabria e quindi vogliamo approfondire questo elemento di territorio aperto. È seguito il riconoscimento a Paolo Melicchio, primo coordinatore SAI di Cerzeto, per l'impegno profuso nell'associazione. La cena sociale e il concerto di Enrico Capuano e la Tammurriata Rock hanno concluso a notte inoltrata una giornata importante e di grande condivisione. La 14ª edizione del Festival itinerante delle migrazioni si è conclusa a San Sosti. L'ultima tappa dell'edizione 2025 è stata dedicata interamente alla questione palestinese, con un appassionante dibattito moderato da Gianfranco Crua di Carovane Migranti, il cui tema ha posto una domanda agli eccellenti relatori. La questione palestinese: genocidio programmato? L'enucleazione del crimine di genocidio, che risale ormai alla Convenzione ONU del 48, che è entrata poi nello statuto della Corte Penale Internazionale, stabilisce che il genocidio si trova a fronte di una serie di violazioni che sono fatte proprio per distruggere in tutto o in parte una popolazione, un gruppo, un'identità. Si basa su tutta una serie di atti che sono crimini, fatti però proprio con questa intenzione. Purtroppo si stanno verificando tutta una serie di condizioni che portano proprio ad una valutazione in questa direzione, cioè nel fatto che quello che attualmente stia succedendo sia sostanzialmente un genocidio. Quindi è un qualcosa di terrificante su cui credo nessuno possa rimanere indifferente, quindi credo che ognuno con le proprie capacità, il proprio ruolo, le proprie possibilità debba cercare di fare il possibile perché questo obbrobrio cessi, perché è un arretramento sul percorso della civiltà spaventoso e quindi credo che sia un dovere che tutti quanti ci sentiamo coinvolti in cercare in qualche modo di interrompere quello che sta succedendo. Al dibattito hanno partecipato Enzo Infantino dell'Associazione per non dimenticare Sabra e Sciatila e Don Ennio Stamile, presidente dell'Associazione San Benedetto Abate.
Hanno inoltre portato il loro contributo con testimonianze toccanti e autentiche di vita vissuta Bassam Saleh, giornalista palestinese, e Hamdi Arloub, regista palestinese. Tra i momenti più significativi della serata, il collegamento con Tony Lapiccirella, attivista pugliese a bordo di una delle navi della Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale di solidarietà partita da Barcellona con destinazione Gaza. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Oggi è una giornata particolare, oltre ad essere l'ultima giornata del festival dedicato alla Palestina, con testimonianze di palestinesi che sono molto importanti perché focalizzano il dramma di una popolazione, di uno Stato, la mancanza dei diritti, ma c'è anche la flottiglia che oggi parte, oltre 50 imbarcazioni da varie parti del mondo, per tentare di arrivare a portare viveri medicinali alla stremata popolazione di Gaza. E anche questa è una grande forma di resistenza contro l'oppressione, contro i poteri forti, contro un'industrializzazione che in questo momento pensa solo a un'economia di guerra. E questo nel festival l'abbiamo denunciato in tutti questi giorni. Noi siamo dell'avviso che comunque la Palestina vivrà. La Palestina vivrà, così come hanno detto i nostri interlocutori oggi. E allora se la Palestina vivrà significa che noi con questi contributi che stiamo raccogliendo vorremmo costruire un ponte e vorremmo aiutarli proprio nelle strutture sanitarie. La conclusione della 14ª edizione del Festival delle Migrazioni, promosso dall'associazione Don Vincenzo Matrangolo ETS, è stata salutata con entusiasmo e calore, con la cena sociale e il concerto di Calabria Orchestra.